Ova ikona u mnogim vekovima je bila attribuita a Uroš II Milutin. Bila je data od strane Uroša II Milutina. Ma molti studiosi serbi, jugoslavi in genere, mnogi naučnici jugoslovenski i drugi, pre svega pravoslavni, e adesso anch'io che ho studiato a fondo isto tako i naš sagovornik, da questa iscrizione, ovo što dole ispod ikone same piše na azbuci ćirilici, che abbastanza chiaramente scrive Trieti, veoma jasno piše 3 je 3, ci fa capire che si tratta di Uroš III, hoće da kaže da se radi o Urošu III, Dečanskom. E quindi questo è Uroš III con la moglie. Ovo je Uroš III sa suprugom. Da notare però che tutti i grandi zar della Serbia, što je značajno, svi veliki carevi srpski, Srbije, hanno mandato molti doni alla basilica. Su slali velike i značajne poklone ovoj bazilici. E nel nostro archivio ci sono I u arhivi ove crkve postoje tragovi o tome. Quindi da Stefano Nemanja od Stefana Nemanje fino a do Uroša III. Stefano, l'ultimo imperatore di Serbia. Do zadnjeg imperatora srpskog Uroša Stefana Dušana. Però oggi sono rimaste soltanto la grande icona. Do danas su ostale samo od svih tih poklona ova velika ikona E la bella pergamena di Stefano Dušan. I veoma lepi pergament od Stefana Dušana. Quindi questa icona ha tutta una storia dietro del re e della regina. Ova ikona ima sve dokaze o vladavini Stefana Uroša III. Quello che è interessante è che per što je značajno 6-7 secoli 6-7 vekova tutta la cripta di San Nicola cela kripta Svetog Nikole era ricoperta di argento. Bila je pokrivena srebrom. Tutto argento di Stefano Uroš. Svo srebro bilo je Milutin. Od Stefana Uroša Milutina. Sì, quindi era la cappella di Uroš Milutin, tutta la cripta. Cela kripta znači da je sagrađena uz poklone Stefana Uroša Milutina. Anche la tomba di San Nicola era ricoperta. Isto tako i grob Svetoga Nikole ricoperta di argento di Milutin. Bila je pokrivena srebrom koje je poklonio kralj Milutin. Soltanto nel 1684. Samo 1684. Tutto l'altare del Milutin fu fuso e fu fatto in stile barocco. Ceo ovaj oltar bio je promenjen I sagrađen u baroknom stilu. Quindi abbiamo perso un capolavoro slavo-bizantino. I nažalost u tom momentu smo izgubili remek delo slovenstva na ovom delu kontinenta italijanskog. Però anche l'altare barocco è considerato uno dei più belli del mondo. Ali na taj način oltar barokni se smatra za jedan veoma značajan istorijski spomenik. Sì. Quindi il legame con la Serbia è dato soprattutto dal XIV secolo, dai doni del XIII-XIV secolo. Vezanost sa Srbijom je najjače bila izražena u vremenu 13. I 14. veka. Mentre per I contatti con gli altri slavi, soprattutto con la Russia. A međutim, kontakti sa ostalim slovenskim narodima, pre svega sa Rusijom. Molte delle lampade infatti sono russe. Veliki broj od ovih lampi su sovjetske, ruske. Solo che nessun segno è così grandioso come questa icona. Međutim, nijedan znak na njima ne predstavlja tako značajno delo kao što su znaci koje vidimo na ovoj ikoni Svetoga Nikole. Tanto che la soprintendenza ai monumenti ha voluto che fosse messa dietro la tomba di San Nicola. I obzirom na njen značaj, ona je bila postavljena direktno u tombu Svetoga Nikole. Filo cattolici, molti serbi io ho accompagnato che sono venuti per San Nicola. Naš sagovornik kaže da bez obzira što odnosi sa Srbijom nisu baš najbolji,
On sa velikim zadovoljstvom dočekuje sve ljude iz tih krajeva i objašnjava im vezanost iz proteklih vremena sa ovom crkvom, odnosno dobrim namerama srpskih vladara koje su ukazivali svojim značajnim poklonima crkvi koja je bila druga od njihove. Speriamo che nel nome di San Nicola questi rapporti continuino a migliorare. Come? Speriamo che nel nome di San Nicola questi rapporti continuino a migliorare. Međutim, očekujemo da u ime Svetog Nikole da će ti odnosi i ti kontakti biti poboljšani u budućnosti.